Sono pesanti le conseguenze del lockdown sul mondo delle imprese. In Italia sono già 44.000 in meno quelle nuove. Un dato destinato ad aumentare nel corso dell'anno con lo scotto maggiore che verrà pagato soprattutto dalle regioni del nord. Lo rileva Unioncamere, che ha tenuto la sua assemblea annuale da dove ha lanciato una serie di proposte al governo. Le Camere di Commercio chiedono di agire su digitalizzazione e tecnologie 4.0, infrastrutture, semplificazione e giustizia civile. Tra le altre priorità anche l'irrobustimento organizzativo delle imprese. A maggio 2020 rimbalzo per le esportazioni verso i paesi extra UE. Secondo i dati Istat c'è stato un rialzo del 37,6% rispetto ad aprile, mentre le importazioni sono scese del 2,4%. Il forte incremento su base mensile dell'export è dovuto principalmente a beni strumentali, intermedi e di consumo non durevoli. Su base annua l'export segna una marcata flessione, il 31% in meno, ma in decisa attenuazione rispetto ad aprile. La contrazione è più ampia per energia, beni di consumo durevoli e beni strumentali. Banco BPM ha approvato una linea di credito di 25 milioni di euro in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo. Le risorse saranno destinate alla costruzione e alla riqualificazione dell'impiantistica sportiva e allo sviluppo e alla promozione della cultura, oltre alla concessione di mutui destinati a far fronte alle esigenze di liquidità legate all'emergenza Covid-19 nel mondo dell'associazionismo sportivo e delle società sportive dilettantistiche. Si è conclusa l'operazione di rinegoziazione dei mutui lanciata da Cassa Depositi e Prestiti per supportare comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane, regioni e province autonome, finalizzata a liberare fondi immediatamente utilizzabili sul territorio per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con interventi mirati a beneficio della popolazione. La più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni da CDP ha visto l'adesione di circa 3.100 enti territoriali che hanno potuto rinegoziare oltre 80.000 mutui per un debito residuo totale di oltre 20 miliardi di euro e liberare così risorse fino a 800 milioni di euro nel 2020.